o no? Sì che si dice Moody. No, non No, Moody, ma Moody, non Moody. Ah, non Moody, certo. Ah, l'altra volta eri tu allora, che hai detto Moody. Cazziatone in diretta, No. cazziatone in diretta. No! Peccata. Perché poi assomiglia troppo ai Moody. Invece quindi- Sì, Moody. però anche voi ci avete scelto un No, ma nome non c'entra, complicato, non ragazzi, c'entra con niente. l'accento. Ah, senza accento, Moody. Moody e basta. Perché Moody? Ve l'avranno chiesto 100.000 volte, ma io ancora non l'ho fatto. Deriva un po' dal nostro stato d'animo che è sempre un po' lunatico. Questo Quindi- mood lunatico Esatto. è diventato Moody, nel senso così, tipo dipende. Esatto. Come state? Bene. Bene. Qui si sta Grande sempre forma. benissimo. Già provato prima, vi ho visti, scesi Sì. dal palco in grande forma, in grande affetto. Poi voi siete un po' specializzati nel fare un po' party, no? Sì, Yes! anche se stasera presentiamo Anidride Carbonica più Let's Party. Ok, quindi Anidride faremo il grande Carbonica. successo di quest'estate più la novità che è il singolo nuovo Anidride Carbonica. Esatto, che è in italiano. Ovviamente voi guidate solo Fiat. Cioè, questo, no, giusto Non per... ovvio! Franco dice così perché ovviamente è stato un bel aiuto anche per la loro notorietà essere stati colonna sonora di uno spot pubblicitario importantissimo. Che è il nostro sponsor del Tra Festival l'altro, Show. parliamo di Scusate, cuore. scusate. Questa sera presenterò un modello della 500L, questo l'ho sentito dire così tra le righe in esclusiva, ma così è una sorpresa di cui parleremo dopo. Questo era un marchettone da paura. Culo dopo, dice. No, a parte gli scherzi, insomma, come l'estate è andata in tour sicuramente, l'avete fatta girando e presentando Let's Party. Quanti pensavano che voi foste stranieri? Io. Tantissimi, Poi- e infatti all'inizio ci avevano scambiato per gli Offspring. Sì. E probabilmente se fosse stato fatto dagli Offspring probabilmente sarebbe successo forse ancora Vabbè, più forte. negli Stati dei- Uniti perché erano spinti dal nome, però esatto. secondo me il pezzo ci stava Sì, comunque. sì, sì. E poi Lo vabbè, dico siamo- anche da fan degli Offspring, per cui io vi stimo un casino. Grande, Ma proprio- grandissima. Ma perché vi siete insomma lanciati in questo mondo così che non è italiano quel tipo di rock lì, no? Ma a dir la verità, e scusate se parlo sempre io, Ma però- io Vai, sono tranquillo. vai tranquillo. Infatti, Noi non si vede ma annuiamo e diciamo di sì con la testa. Sì. No. Vabbè, comunque non mi ricordo la domanda. Come mai avete scelto questo No, filone a dir la rock che verità- non è proprio una roba così Esatto, a facilissima dir la da verità vedere? è venuto apposta per la pubblicità, la canzone. Noi tendenzialmente il nostro genere è appunto rock italiano, infatti il resto del disco è tutto in italiano. Quindi è stata una scelta abbastanza particolare, però abbiamo deciso di portare avanti tutto il nostro... Aspetta, mettile pure le cuffie, qua c'è il volume se vuoi regolare. Sono abituato Ma perché così. stavamo giocando ai mimi, capito? Un uomo in panico, ho visto una cosa, una scena Lui veramente è un po' da incredibile. studio, capito, con la cuffia unica per sentire. È il DJ, è il DJ del gruppo. Io sono il DJ del gruppo. No, vabbè, quindi anche un po' per velocizzare i tempi, visto che avevamo pronti 10 pezzi in italiano, ci siamo lanciati in questa avventura facendo un pezzo in inglese e tutto il resto del disco in italiano. Paura in questo lancio c'è stata, non c'è stata? Facciamo parlare Nino. Paura no, è una cosa un po' diversa dal solito e si fa insomma. Noi dobbiamo spingere tutte. L'occasione c'è stata, insomma, avete detto andiamo e... la Quanto prima. tempo suonate insieme? Com'è la storia dei Moody? Qua si parla di anni. Sono ormai dal 2008, ci siamo ritrovati, l'avevamo già detto l'altra volta in un'altra intervista, siamo un gruppo di amici che si è trovato per suonare, principalmente, perché vabbè io lo faccio di professione musicista, però lì la cosa è nata appunto perché io volevo sviluppare determinate cose, pensieri musicali, però affiancato da persone, diciamo da amici, quindi è partita questa cosa in maniera molto leggera e anche in effetti all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, un po' di esperienza cercando vari mondi sonori, anche a Per volte trovarne uno comune anche, perché poi non Esatto. è facile, quattro teste ovviamente. Esatto, e poi vabbè, in 4 anni ci siamo evoluti fino ad arrivare a questo disco che secondo me ci rappresenta molto, che si intitola Moody. Bene, Vabbè, no, giusto. tornando scusami alla Fiat, ci vuole anche un pizzico di fortuna, no? in questo ambiente. Cioè quella botta di culo, cioè, nel senso, Così. come è avvenuta? No? Come è successo? Che un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto sapete cosa c'è? Vogliamo voi. No, non è andata così, perché Com'è andata? io lavoro in ambito pubblicitario, faccio musica per la pubblicità. Ah. E quindi ero lì un po' ad aspettare questa occasione per poi proporre anche a livello artistico un'idea che comunque esiste da anni.
Infatti vabbè, è una cosa che ci ha aiutato molto, però ci penalizza perché non è una cosa comune avere una spinta così grossa, quindi non è... Probabilmente è il futuro, perché secondo me è il futuro avvicinarsi alla musica anche con le sincronizzazioni. Però siamo i primi, per cui siamo stiamo aprendo la strada e non c'è un manuale d'uso e di istruzioni che ci spiega come fare. Andando avanti un po' Siamo istinto, un po' pionieri un po', quasi. un po' non siamo giovanissimi, quindi sappiamo dove andare a parare. Beh, parla... Parla proprio te. E quindi niente, è andata così. La fortuna va aiutata, insomma. Esatto. Esatto. Ma poi secondo me questo è un periodo anche storico in cui tante persone fanno più lavori, in cui si mettono... Non fare quella No, la faccia pillola di saggezza sta per No, arrivare. lo dico perché quando tu hai interesse in molti campi, di cui magari uno è il tuo mestiere, uno è la tua passione, un altro potrebbe diventare il tuo mestiere, poi li metti insieme e nascono sempre cose belle, perché lo scambio di energia Bravissimo. porta cose belle. Esattamente, chiudiare in No, diretta te lo così. dico perché Non lo so, io e te facciamo 100.000 altre cose 1-0 come per loro lei. e tu ti aiutano, no? Io- E quelle che facciamo non glielo diciamo a nessuno. E se ci volete per la pubblicità della Fiat dell'anno prossimo non cantiamo ma veniamo con i mudi. Grandissimo. ok? E noi, va bene, noi vi va vogliamo bene. con noi, quindi l'anno prossimo vi porteremo in tour oppure in qualche video. Così, ma anche in compagnia, solo per venire a accompagnare. In sala prove. Magari vi invitiamo in sala prove. Io guido, faccio il Piace. driver se volete, tranquilli, non c'è problema, io conduco. Devono fare le 500 station wagon per metterci tutti dentro più gli strumenti, però ve lo consigliamo, amici. Dai, Vabbè, voglio dire, un'idea. Pensateci. Benissimo. Allora più tardi sul palco con noi Moody, con anidride carbonica e con Let's Party che per tutta l'estate ci siamo goduti. A dopo, grazie. Grazie, Ciao. ciao. Ciao.